mattina dalle 11 alle 12:30 in diretta dal terzo livello della Grande Mela. Grande partita, il Chievo appunto contro il Siena, e noi abbiamo in esclusiva il mister appunto della squadra toscana, cioè Serse Cosmi. Pronto Serse? Pronto? Sono Bianca, c'è l'Este? No, l'Este non c'è, sai, no. Per andare via con la rosa, niente, non lo so, dite la verità, con chi è andata via. Comunque, vediamo se c'è Serse adesso al telefono. Pronto Serse, ci sei? Sì, pronto? Ah, caro Serse Cosmi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Come Buongiorno. va? Tanto, tutto bene? Abbastanza bene, insomma, abbiamo appena fatto la riunione tecnica. Ah, già fatto, con i giocatori? Sì, una riunione tecnica. Vedremo un po' come portare la partita. Ah, ho capito, ma siete già arrivati qua da quando? Da stamattina presto, immagino? No, siamo in ritiro siamo da ieri. Ah, già in ritiro. Ieri. E dove siete andati a mangiare di bello? Avete in qualche luogo particolare? Allora, questa mattina abbiamo scelto un qualcosa, perché sai, per le partite ci vuole una dieta sempre un po' giusto, particolare, equilibrata, anche un ambiente un po' che sia abbastanza riservato. Ah, ho capito. Allora dove li ha portati? Volevamo andare da Ropeton. Sì. Certo, salutiamo Ropeton. Perché una volta ho mangiato le pennette a Ropeton. Sì, siamo andati su a Sant'Anna d'Alfredo, da Chang. Ah, da Sant'Anna. Ma come da Chang? Dal ristorante cinese? Al ristorante cinese, da Chang. Ma di cinese a gran poco. Una persona molto squisita, che conosco molto bene. E in più anche perché quando veniamo qua dietro alla cucina c'è l'outlet. L'outlet dove va cappotti, va pantaloni. Allora nell'attesa fra il primo e il secondo voi fate di altri acquisti, ho capito. Esatto, si va di là, fantastico. Si compra qualcosa, ai ragazzi gli piace tornare a comprarsi i vestiti. Capito. È un po' un momento ludico. Sì. Dopo il fa tutto in nero, non sconti neanche pagando oro. E quindi allora ci fa molto il conto. Ho capito, mi fa lo sconto. Allora, sostanzialmente così, poi magari se lo faccio perché Chang. Siete ancora lì nei dintorni di Sant'Anna d'Alfredo. Sì, adesso è in cucina che sta facendo un qualcosa. Ho capito. Sembolini primavera. Ma state ancora, non ho capito, state ancora mangiando praticamente. Sì, abbiamo mangiato una roba tipica di proprio cinese, di piatto cinese, cosa? Sì, il risotto con la sale. Che risotto? Con la è risotto con la saggia sale. Con la saggia sale. E poi ha fatto proprio tipico la pasticciata del can. Fantastica quella, immagino, sì. Fantastica. Però lui dice la chiama così, però non è proprio, è con un altro tipo di carne. Ho capito. Lui dice così. Più diciamo legale. Legale, capisci. Va bene, ho capito. Allora, insomma, con la squadra. Se c'è Chang, volentieri, è tanto che non lo sentiamo. Allora, intanto ricordo ai nostri ascoltatori che il signor Chang ha appunto questa osteria, diciamo così, chiamiamolo così, tavola calda, tavola tiepida, anzi. Tavola tiepida. Tavola tiepida, ecco. In quel di Sant'Anna d'Alfredo. Sentiamo, signor Chang, buongiorno. Aspetta un attimo, te lo devo ancora chiamare. Capito, sì. Chang. Chang. Ecco qua. Sentiamo. Allora, eccolo qua Chang, sentiamo. Pronto? Ma no, sono Benito. Ma Benito, ma no, scusi, porta pazienza. Com'è possibile? Lei che aveva voglia di mangiare qualcosa, sono io qua, ma sento che qua però si mangia da merda. Ma no. Veramente. Vabbè, non è che mi interessava saperlo da lei, Benito. Vabbè, mi fa è cinesina al momento. Sì, proprio sentiamo. Chang, sentiamo se finalmente c'è Chang. Chang, buongiorno, c'è? Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, ciao, sono Chang. Sì, salve Chang. Allora, tanti come stai tu? Beh, sto abbastanza bene. Ma tu sei Tony Flanchi? Sono Tony Flanchi, sì, certo. Quello che ha occhiali. Occhiali, sì, certo. Quello rompicoglioni quando non ci tutta che mai a merda cavalette. Esatto, sono io. Come stai? Beh, io sto bene, ma sento che lei sta facendo affari, perché sono la squadra del Siena, Serse Cosmi e anche squadra di Siena. Io ho portata qua perché io fa loro
Panfolte, Sapolelli, Sapoli. Ah, panfolte, ho capito, specialità cinese. Io da lui Panfolte, Sapolelli, Sapoli. Ho capito, panfolte. Ho fatto anche la torta a forma di cavallo per ricordare il palio. Il palio, ho capito. Il palio, ma poi non viene qua perché ti piace di venire a comprare l'Oden, io faccio l'Oden, capotti, giubbetti, spolverini, certo. Plaghine di jersey, plaghe con la piega, plaghe con le pezze, tutto quanto io faccio. Scarpe, e ogni tanto da mangiare, ho capito, sì. Certo che anche massaggi. Anche massaggi? Sì, anche massaggi. Sì, massaggi, bello. Infatti qualche calciatore dopo piace di fare massaggi, dita di partita, viene qua a fare massaggi con mia cognata Loyon. Sì, vabbè. Si chiama Loyon. Loyon, ho capito. Sì. C'è solo lei o c'è qualcun'altra? Che so. Sua sorella va con. Sua sorella, ho capito. Si può scegliere vari prezzi, immagino, no? Certo. Loyon, va con Putanone. Sì, vabbè. Senti, ma ho saputo che c'è anche un cliente di Mantova che è venuto a trovarla. Il Benito. Il Benito, lui sì. viene sempre da me, però lui dice ma com'è? Sì, ma com'è? Come cliente com'è? No, simpatico, lui simpatico. paga, lui piace andare con Putanone. No, vabbè, non è che ci interessi, Ma lui, lui è bravo, lui bravo. paga sempre anche mangia, solo che quando prima di andare via dico tutto bene, mangiato bene, no, lui dice mangiato di melda. Di melda, immaginavo. E allora sono incontentabile sto però Benito, lui dopo dice io scherzo, io faccio le peschettali assieme, capito? Ho capito. Ecco, allora e poi lui mi dice sempre tu sei un grande, proprio un grande. Un grande, sì. Hai capito? Allora, come canzone di Mina, sei grande, Malavino, dice che sono bravo. Fantastico. Bravo, io sono contento perché lui fa dei complimenti, porta su gente. Porta su gente, certo. Sì, ogni tanto viene su con 2 o 3 vigliacche e lui porta, lui va a plenino, fa splendido, no? Fa plenino. Anche se lui piace di bene vino da Vasel. Vino schifo. Vinasso, smalzo, un tasso, tutto maltato. Ho capito. Il parfum nasè. Ma senta, ma perché parla in questo modo lei? Cioè così, asso? Non è che per caso è passato di lì il Barda? Il Balda? Il Barda, sì. Il Balda, io conosco il Balda, quello che abita a Montebaldo. No, pensavo che... Il Balda. Il Balda che sta a Montebaldo. A Felala di Montebaldo. Sì, certo, no, pensavo che fosse lì con lei adesso, per quello. No, lui non c'è. Ho capito. Io vuoi che ti ripassa Serse? Sì, Serse Cosmi. Sai che Serse ha voluto la pasta con la salsa. Con la salsa. Adesso te lo passo. Va bene, sì, ancora saluta, ciao. Grazie Chang. Ciao. Allora, questo Chang è il noto ristorante Bella Pechino, ristorante anche da sport, tra l'altro, giusto, che c'è a Sant'Anna del Feudo. Serse Cosmi c'è ancora? Pronto, Serse? Ecco. Devo salutare perché i ragazzi ora abbiamo finito, ci porta il caffè del Moncino. Ho capito. 10 euro. Caffè del Moncino 10 euro. 10 euro? No, tutto, primo, antipasto, primo, secondo, caffè del Moncino 10 euro. 10 euro? Ci picchia. Ma è buono. È buono. Mi sembra un prezzo onesto. Sì, certo. Che però poi per smaltire tutta sta cosa che avete mangiato dovete fare una bella camminata, perché insomma fra un po' si gioca, o no? Ma si torna a piedi. Io me lo tengo a piedi, torna a piedi. Certo. No, mica li faccio mangiare, poi li faccio stare. Capito. Da Sant'Anna ci picchia. Va bene, Serse, grazie. Insomma, grazie a voi. Ciao. Questo Serse Cosmi, mister del Siena, come avete sentito, sergente veramente di ferro. Infatti, addirittura a piedi fino a Sant'Anna del Feudo e poi il ritorno per smaltire quello che hanno mangiato. Va bene, allora 12:04 minuti. Questa è Radio Bella Monella, Radio Peter Pan, sempre in diretta dal terzo livello della Grande Mela. Sentiamo se c'è adesso qualche altra telefonata. Pronto? No, niente, è falsettata la linea. Ok, allora andiamo con la nostra fascia, ci risentiamo tra pochissimo.